Un momento carico di emozione, quello vissuto a Mussolente in occasione della sepoltura con tutti gli onori del caporal maggiore Giuseppe Nannicini, originario di Prato, morto il 18 agosto del 1918 nell'ospedaletto 309 di Mussolente e dimenticato per oltre 100 anni nel cimitero del comune vicentino. Fante del 19° Reggimento Artiglieria da Campania, dopo aver lasciato la Toscana arrivò in Veneto e combatté sul nostro Monte Grappa durante il primo conflitto mondiale. Lui fu uno dei tanti, troppi giovani che persero la vita in guerra per la nostra libertà. Un esempio che riporta un'assunzione di responsabilità. Questa responsabilità deve essere per noi quello che ci guida quotidianamente per i nostri cittadini. Per noi essere qui vuol dire ripensare alla sua vita, una vita quasi interamente dedicata di fatto allo sforzo bellico e renderci conto di quanto siamo fortunati noi, che abbiamo a quest'età, che non abbiamo mai conosciuto una cosa del genere. Sicuramente questo ci spinge anche nel momento in cui l'Europa torna a parlare di guerra nei suoi confini, a ribadire il valore non solo della memoria ma anche dell'affermazione delle ragioni della pace in questo continente che per 70 anni ha saputo mantenerla. La sua sepoltura arriva in occasione della 3 giorni dedicata all'adunata sezionale degli alpini misquilesi, la conferma di un senso di comunità e fratellanza. Siamo in tanti, siamo soprattutto tutti fratelli, come diceva Giuseppe Ungaretti con la sua poesia fratelli di quale reggimento siete, perché sia pur con il distinguo di appartenenza d'arma, alla fine siamo comunati tutti quanti. Come proprio abitudine del Fante quello di essere tutti assieme, essere una comunità unica per rendere onore a un Fante speciale, un ragazzo che ha dato la sua vita qui per fare l'Italia, per fare gli italiani, per donarci una comunità nazionale libera, indipendente e assolutamente democratica. Viva Giuseppe Nannicini, viva lui, presente.